Tu hai mai sentito parlare di Licio Gelli? Sai che cos'è il programma di rinnovamento democratico? Ho sentito con una trasmissione. Il programma di governo di Berlusconi è il programma di rinnovamento democratico. Negli anni 80 Rodolfo, e dov'è la... È in arrivo, lascia. Salve. come erano nel progetto, sotto il controllo della classe politica. L'unica roba che manca da fare. Il resto l'hanno fatto tutto. Quella roba risponde al telefono. che risponde al telefono? Ragazzi, È una persona normale. Ragazzi, soltanto una roba, che la prossima settimana c'è mio figlio qua. Sì. Oh, Dai. bene. Non Che vedo si l'ora. chiama, non mi ricordo più, Alessandro. Alessandro. No, Cioè, oggi guarda- non è tanto il fatto che ci sarà Alessandro, ma ci sarà anche la mamma di Alessandro. Sì, beh, oggi. Cioè, praticamente tu dalla prossima settimana sei sposato, insomma. Questo è il concetto. Per quanto tempo sei sposato? Sposato è una grossa parola. Ma nel Siamo senso... insieme? Da quanto tempo rimane qua poi? No, no, basta, è definitivo. Ah sì? È per sempre, scherzi? No, è per sempre. Hai scherzi. lasciato la scuola lei? Sì, sì. Ma già non andavo su. Non c'è. Ho già dato l'appartamento in affitto. Dov'è? Altro che. No, adesso basta. Il lunedì 28 arriva. E diventa una persona seria. Io adesso vado su in Polonia venerdì prossimo. Per aiutarla? No, devo portare giù tutta la roba e vado su in furgone. Farò tipo un trasloco, un mini trasloco. E poi dopo lei viene in aereo con la bambina e... Diciamo che hai vinto tu, insomma. Il braccio di È ferro. logico, non è il discorso vinto io vado in Polonia io. Beh, si fa lavoro. Ah no, loro sono molto bravi anche là. Quindi. No, ma il problema mio era il discorso. Primo, vabbè, ripeto, io Più che altro è un giro di clienti. a me che sei mi sarebbe fatto. piaciuto, se avevo 20 anni, dico vabbè, posso anche provare, adesso ho quel lavoro tutto quanto, cosa faccio? Mollo tutto, ha senso. Per andare dove? Bene, questo filmato lo dedichiamo ad Alessandro quando sarà grande, se lo vedrà e sentirà le dichiarazioni di suo babbo. Non vedo l'ora, guarda. Che cosa ha detto il giorno, che giorno è oggi? 17 17 non è al giugno Tu pensa che del, quando lo del chiamo 2010. quando lo chiamo, lui già 17 sa, giugno perché lui sa 2010. gli orari che lo chiamo, no? Perché io chiamo sempre orari fissi, lui sa già, allora sento la sua voce che dice, papà si dice in polacco si dice tata, no? Allora sento papà che dice tata 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 tata, capito? Sento È la sua mamma voce. che l'ha istruito così. No. Perché secondo te sì. Bambini, guarda che bambini. Vabbè, avrà fatto anche la mamma un po' di lavoro, no? Quasi un anno. Vabbè, No, sì. 11 mesi. Vabbè, quasi un anno. Sì. Al 18 luglio fa un anno. Non so perché è così nera. Sono neri. Per quella Ma se- volta che ma se è incicciotito sto cane o mi sbaglio? Sì, molto. Ecco, me lo ricordavo più magretto. Anche perché sto facendo dei lavori a casa che... È castrato. Perché... Ai. Senti una cosa tecnica poi basta. Questo è l'Aventino che abbiamo qua, questa che una volta era il bianco. Cosa si fa? A me non piace È questo. diventato giallo. È diventato giallo C'è una sapone, qualcosa È che una si- malattia, che cos'è? o se è la mamma. No, Fabio, non dico questo, io ti sto dicendo se manca dopamina e lui è seguito da psichiatra e va aggiustata, tu devi saperlo. Sì, io devo sapere cosa fa lo psichiatra, cosa posticcia sullo psichiatra, però io penso anche che il mio corpo c'ha tutta una serie di autoaggiustamenti che se io gli vado a mettere sulle mani faccio dei casini. Mi spiego? Se tu fai Nel senso con che dopamina, cioè se tu sì, fai se io ci metto gli psicofarmaci, succede per esempio quelli che vanno a fare il bodybuilding, che prendono il testosterone, alla fine gli si svuota lo scroto, hai presente? è molto... Come ti piace a te, vero? Con la tartaruga. Dai, Guarda la pelle proprio. Ma c'è la tartaruga. Sai, c'era anche una tartaruga. Quello che vuole non lo sa. Uscendo dal Feltrinelli. C'ho anche un amico che ce l'ha proprio lui nell'acquario, si chiama Emma, è diventata grande così. Sì, ma mi piace il tartaruga non alla rovescia. Ma basta che A me la piace giri. la zuppa di tartaruga, l'ho mangiata, era Bravissima, squisita. certo. Ah sì? Squisita. Ma la tartaruga di terra o quella di Bello mare? per tutto, portarlo e mangiare. Quella di mare è una roba Guarda, che si- Quello di pinne di squalo, sapete?
Sì, ma quello non l'ho mai mangiato. Si può mangiare, però Esiste la Anche zuppa di questo. Steven. È molto ricercato. Costa un sacco, non ammazzano. Ha detto ho aperto il cestino così che non è successo niente. Vabbè, insomma. Ma Ho imparato a cioè, gestirlo. È spaventoso perché proprio tra l'altro stasera io sono arrivato dopo le 9, sai perché? Perché appena ho parcheggiato qui fuori ho beccato un mio ex collega di quando facevo il dottorato che stava uscendo dal dipartimento e andava, quindi mi sono fermato a chiacchierare. Allora, questa roba succedeva nel 2002-2003.